Aperto al traffico il nuovo tratto della statale 713 trasversale delle Serre dal nuovo svincolo autostradale Fazzano fino all'innesto con la strada comunale Cardillo. Il tratto aperto di circa 5 km collega la trasversale delle Serre all'autostrada mediante un nuovo svincolo denominato Vazzano e conduce tramite la strada comunale Cardillo appunto alla comune. Da qui si sviluppa verso Pizzoni e Vallelonga. L'importanza di questo svincolo è legata soprattutto al fatto che si può agevolmente raggiungere la zona che porta da un lato all'altro della Calabria, potendo così arrivare ad esempio a Soverato in poco più di mezz'ora. Io le posso dire che da questo punto a Soverato ci vuole mezz'ora adesso. Realizzate questi altri tratti che sono in progetto, che e a mia conoscenza sono in una fase avanzata, si arriva in meno di mezz'ora a Soverato, e collegare Soverato con l'autostrada in mezz'ora, io penso che lo sviluppo e il benessere può toccare tutti quanti. È l'uscita di Vazzano, ma è un'uscita importante anche per Pizzoni. Certo, innanzitutto perché ricade anche sul nostro territorio che è Pizzoni, e poi comunque le due comunità vivono già elementi di simbiosi, di compatibilità, quindi per noi diventa un momento importante e l'emozione è tangibile nelle persone, nei vazzanesi e nei pizzonesi, perché comunque diventa davvero un'arteria importantissima di collegamento tra la zona ionica e tirrenica.